there's a line. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry. Allora, eccoci qua. Volevo fare un piccolo video su un pensiero che sta succedendo ora per quanto riguarda il discorso della violenza sulle donne. Il 25 di novembre è stato un giorno per ricordare tutte le vittime di violenza, le vittime di abusi e di quant'altro a livello sulle donne, chiaramente, no? Si parla tanto di patriarcato e tanto di questa roba, che sostanzialmente io non lo chiamo, per carità, il patriarcato, per carità, è esistito fino agli anni 70, c'è stato, addirittura c'era anche il delitto d'onore, se vi ricordate. Andate a guardare i libri, andate a vedere quando è stato abolito il delitto d'onore. Significa che tu potevi uccidere la moglie perché lei aveva disonorato la famiglia. Queste cose ci sono state fino a 40 anni fa, 50 anni fa c'erano, io mi ricordo e me lo raccontavano. Quindi, no, perché siamo in Sicilia anche, poi non siate razzisti. Comunque, questo è quello che è successo. Ora, io cosa volevo esprimere in questo video sostanzialmente? Il mio pensiero sotto il punto di vista razionale per quanto riguarda appunto il discorso della violenza sulle donne. Allora, io lo chiamo più che altro una scelta di vita, perché scegliere di vivere insieme a qualcuno è già questa una, tra virgolette, non fate nei commenti, ma secondo me comunque è una mezza colpa di chiunque, anche la mia. Io per esempio ho scelto dopo una vita sempre fidanzato, ho scelto ora di essere single, ma non perché qualcuno me l'ha imposto, ma semplicemente ho scelto di essere single perché mi volevo recuperare tutto quello che non ho fatto in tempi da fidanzato, e quindi mi sono preso questo anno sabbatico che poi non so se starò con qualcuno o no. Chiaramente comunque quando una donna o un uomo si mette insieme a un partner che sia di qualsiasi tipologia sessuale, per carità, e si fa questa scelta, chiaramente deve anche capire con chi sta andando a convivere. Cioè, chiaramente una persona che può avere comunque un bel volto, ma si vede quando comunque quello si incazza come diventa, no? Quindi a un certo punto poi può prendere delle considerazioni e dire: guarda, questa persona è fatta per me, quella persona non è fatta per me. Allora, parto anche da un altro presupposto. Da quant'è che sono single? Il 70% degli incontri che ho avuto è stato maggiormente con donne sposate. 70%, parliamo di 7 donne su 10. Così, tanto per conoscerci, non per fare altre cose. Cioè, non le ho conosciute su siti di incontri, no. Semplicemente le ho conosciute così nel mio lavoro, facendo video per matrimoni, facendo video per qualsiasi tipologia, conosci donne. Allora questi qua poi ti prendono il numero e ti contattano e dicono giustamente: ma diciamo, la tua conoscenza mi fa piacere, e poi prendi da là tutto il discorso. Chiaramente poi si va anche in approfondimento nei discorsi, cioè, a un certo punto però io non mi dilungo tanto, perché io sono un tipo che problemi non ne vuole, perché già ce ne sono tanti. Di conseguenza cosa succede? Di conseguenza succede che io cerco di far riflettere queste donne e dire: ma se tu rompi le palle a me e sei sposata, ti devi fare una domanda, cioè perché tu cerchi un altro e non stai con tuo marito? Allorché la risposta che comunque mi viene data nella maggior parte dei casi è quella, diciamo, sempre la stessa: lui non mi ascolta, lui non c'è mai, lui fa le cose per me solo per compiacermi, insomma tutta questa roba qua. Allora io giustamente cerco di farli riflettere, di dirgli: guarda, se tu stai con una persona che è il tuo opposto, che cazzo ti sei messo a fare insieme? Cioè, io penso che prima di sposarsi o comunque andare a convivere insieme a una persona, anche per me, cioè nel senso, io prima di andare a convivere con una donna, cioè devo capire se è una malata psichiatrica oppure una donna normale. Quindi questo è secondo me avere comunque quell'intelligenza di capire, di conoscere l'altra persona chi è. Effettivamente non si capisce mai chi è veramente quella persona che noi abbiamo accanto. Per carità, nel tempo si cambia, si diventano tante altre cose, ma al tempo stesso anche bisogna accettare. Aspettate un attimo. Allora, stavo dicendo che una persona, a parte che comunque non si finisce mai di conoscere, per carità, ma questa è una cosa che secondo me deve essere ancora più approfondita e avere la voglia di conoscersi di più. Ovviamente come fare a conoscersi di più? Chiaramente una persona si può conoscere di più attraverso
il frequentarsi, lo stare insieme, di condividere passioni. Ad esempio io sono stato 8 anni con una ragazza, faccio questo esempio. Siamo andati in montagna, siamo andati sulla neve perché è una mia grande passione. Lei per carità è venuta. A un certo punto, quando la neve da 30 cm è diventata 40 cm, io mi giro e non l'ho trovata più. Allorché, per carità, lei può fare quello che vuole, ognuno. Allorché mi sono chiesto, ma mi ha lasciato da solo. Io qua potrei anche morire, questa qua se n'è andata. 8 anni, ragazzi, 8 anni. Quindi questo che significa? Ci rimani di merda e il destino è segnato, per carità. Però questo significa anche che ti deve fare riflettere il fatto di conoscere una persona, di non stancarsi e non dare per scontato quella persona. Perché dare per scontato quella persona è una cosa che potrebbe anche aggravare il rapporto nell'andare del tempo. Quindi io credo e sono convinto che, secondo il mio punto di vista, avere a che fare con una donna, con un uomo, con chiunque vogliate stare, deve essere sempre una cosa pensata, ponderata e sicura. Cioè, oggi come oggi ci sono tanti di quegli incontri, di quelle situazioni dove la gente si incontra anche se che non sa chi è. Cioè, io ho avuto delle situazioni anche in montagna, per dire, dove ho conosciuto ragazze sul Monte Seceda. Questa a un certo punto la sera eri in camera insieme. Ovviamente io, bene o male, sono un uomo, accetto di tutto, però per carità mi comporto bene, cerco di essere una brava persona. Però a un certo punto io dico, guardando quella ragazza che era con me, ma questa qua mi ha conosciuto oggi sulla montagna, come fa a venire in camera con me? Non sapendo chi sono. Quindi il fatto che oggi diamo troppo per scontato, siamo nel 2024, siamo tutti santi, quindi ragazzi le cose non sono così, bisogna sempre avere, purtroppo, ripeto, la puzza sotto il naso. Questo ti garantisce comunque una vita sicuramente molto più intelligente, molto più sicura nell'andare del tempo. Questo comunque è quello che penso io, ovviamente. Ritornando quindi al discorso della violenza sulle donne, chiaramente io non sto colpevolizzando nessuno perché è un tema molto delicato dove ognuno di noi pensa comunque tutto il contrario di cosa pensa un altro. Anche qui scatta comunque il discorso del rispetto, perché se anche non si è d'accordo con quello che dico io, con quello che dicono gli altri, non bisogna puntare la pistola contro. Quindi dovete avere la pazienza di saper ascoltare e dire: guarda, Tizio la pensa così, io non la penso in un'altra maniera. L'importante è che sia a fin di bene, quindi quella è la cosa essenziale. Per il resto comunque, ragazzi, ognuno può vivere la sua vita come vuole, ma ricordatevi sempre una cosa che io sto dicendo negli ultimi periodi, perché mi rendo conto che tante cose non vanno. Io lavoro nel settore dei matrimoni, incontro gli sposi di quest'anno, per il prossimo anno per esempio, è l'incontro che sono già divorziati in meno di un anno. Fanno matrimoni da 30.000 euro e poi divorziano. Quindi conoscetevi prima di stare insieme. C'è la frequentazione, o comunque quello che c'era una volta, quando addirittura per uscire a mangiarsi la pizza c'era bisogno del supervisore. Dovete avere la pazienza di conoscervi meglio prima di darvi, nei miei confronti, per esempio, una ragazza che si è fatta vedere nuda da 10 ragazzi prima di me, per quanto io la possa anche amare, ma un pochino mi disgusta. Però, ripeto, a livello anche personale, chiaramente. Quindi, prima di frequentarli, di stare con una persona, pensateci ben 10 volte, anche perché la garanzia, tra virgolette garanzia, perché garanzia nella vita non c'è. Quindi noi possiamo dire quello che vogliamo, ma garanzie nella vita ce n'è veramente poche. Ma veramente poche. Quindi io, il mio punto di vista che vi dico è quello che innanzitutto conoscervi molto meglio rispetto a come vi conoscete magari così in pochi messaggi, ma la cosa importante è quello di frequentarvi e di capire delle circostanze che avete attorno, come si affrontano i problemi insieme, perché è tutto là, ragazzi, è tutto, non so come dirvelo, il trucco è tutto là. Se voi, per esempio, l'esperienza mia sulla neve di una ragazza con la quale sono stato 8 anni è stata proprio l'esempio di, in 8 anni è sempre stata con me, ma nel momento del bisogno, dove eravamo, è scappata. Già questo ti fa capire che si guarda la sua pelle, non guarda la pelle della coppia, e già là, infatti poi dopo un paio di mesi ci siamo lasciati, sicuramente non per questo, ma anche per questo. Quindi e poi chiaramente quando ci si lascia bisogna lasciarsi con senso di rispetto e rigore. Quando una storia finisce, è finita. Io vi racconto sempre le mie parti personali.
Io prima di lasciare o comunque essere lasciato con una persona metto in gioco tutte le carte, tutte. Questi sono i problemi, li affrontiamo? No, punto. Cioè da oggi a domani finisce una storia di 8-10 anni, così, perché continuare a perseguire una persona non ha senso, è inutile, non è proficuo, e poi se quella persona è tonda non potrà mai diventare quadrata o viceversa. Quindi dovete avere la consapevolezza che le persone, maschi, femmine che siano, parlo anche degli uomini perché anche quelli sono stati assassinati, e queste persone sono cioè tutte le persone che noi conosciamo hanno il loro verso, il loro modo di essere presi. Bisogna avere quella pazienza, ma soprattutto la consapevolezza di avere a che fare con una persona che è diversa da te. Quando questa persona è diversa da te, devi capire che dall'oggi al domani tutto deve finire, se voi ritenete che la cosa deve finire. Altrimenti non c'è stalking. A che cazzo serve? Cioè, a cosa serve? Cioè, stalkerizzare una ragazza per sapere che cosa ha fatto. Può essere anche la mia ex, magari si è andata con qualcuno, ma che me ne frega? Cioè, non è più la ragazza che voglio io, non è più la persona di cui mi sono innamorato. Punto. Cioè, uno deve essere molto tecnico, la vita va avanti, il mare è pieno di pesci. Cioè, non ha senso maltrattare o comunque schiavizzare una donna, una persona, chiunque essa sia, bambina, piccola, grande, vecchia, chiunque essa sia, non ha senso schiavizzarla, perché ognuno di noi è fatta così. Io sono il leader, tra virgolette, delle persone criticate, specialmente in alcuni ambiti, perché comunque io ho il mio modo di fare, ma io ho sempre apprezzato e accettato gli altri per un semplice fatto che bisogna capire che non siamo tutti uguali. Quindi non dobbiamo farcene né una colpa noi, perché non è colpa nostra, ma bensì non è neanche colpa di quella persona se non è come noi la vogliamo. Quindi, in conclusione, non incazzatevi, non perseguite, non ammazzate, non stalkerizzate, è inutile, vi mettete nei guai e rovinate un pochino la società, perché già la società è quella che è, quindi immaginate, dovete essere consapevoli delle cose come vanno. Trovatevi una persona che sia uguale, la vostra anima gemella, che sia molto simile a voi, e starete belli felici per tutta la vita. La prossima ragazza che troverò sicuramente sarà una persona che gli piacerà la montagna, gli piaceranno tutti i miei hobby e i suoi hobby mi piaceranno a me, quindi là sarà il trucco della felicità. Quindi trovate una persona che rispecchia con voi stessi come siete, e sicuramente non avete nessun motivo di cercare altre persone, di tradire, di picchiare, e soprattutto vivete in felicità, perché già questa vita, cioè oggi già ha fatto buio, è passato di questo giorno, non tornerà mai più, abbiamo un giorno in meno, perché passarlo in galera? Cioè non ha senso, ragazzi, non ha senso, credetemi. Questi cani mi stanno letteralmente distruggendo il braccio, sono già andato 4 volte dal fisioterapista per loro, perché mi tirano in una maniera, guardateci qua, cioè ho speso 300 euro per aggiustarmi il braccio, ma lo stanno distruggendo di nuovo, perché non so per quale motivo continuano a tirare. Ma nonostante questo devo avere la pazienza, ho accettato i cani, li devo avere con pregi e difetti. Pronto. Con questo vi saluto e spero che queste parole siano state un pochino di aiuto.